Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Ancora oggi molti mi chiedono chi, fra Regione, Comune e Governo, debba decidere su argomenti specifici come i test sierologici. Bene, guardate, la legge parla chiaro. Decide chi vince a carta, sasso, forbice, la morra cinese. Noi siamo andati, io e i miei assessori creativi, in regione per giocarcela alla morra cinese. Abbiamo buttato carta e anche loro avevano buttato carta, ma poi hanno detto che era forbice facendo nano nano. È chiaro che in queste condizioni è difficile non litigare, senza nessun tipo di polemica. E ancora, questione piste ciclabili. Il governo ha aperto un contenzioso e la legge ci dice di risolverlo con pari e dispari. Si sa che se sei pari e butti dispari, ottime sono le probabilità di vittoria. E così è stato. E così oggi il Comune di Milano si può permettere di aprire nuove piste ciclabili anche a Brera, tra la cucina e la sala di molte persone. Buongiorno Milano, qui da una sala da pranzo di Brera. Noi siamo contenti di poter dire che i cittadini ci stanno seguendo, a parte qualche piccola eccezione, si stanno comportando tutti molto bene. Milano ha 142 km di corridoi tra sale, tinelli e cucine. La nostra intenzione è arrivare entro giugno a fare anche nuove piste ciclabili che colleghino le camerette dei bambini e aprire la circolazione anche ai tricicli. Ben ritrovati a Palazzo Marino. Ultima cosa, la questione mascherine, perché tutti ci chiedono con quale criterio noi distribuiamo le mascherine. Ditemi basta. Pimpirpettaruse, pimpirpettata e buona giornata a tutti.